con lo stesso imbarazzo credo che provi un informatore farmaceutico a un convegno di primari medici, vengo a raccontare quello che forse molto meglio voi potreste raccontare a me, ed è le carte che l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti possiede da poco più di una ventina d'anni, di Carlo Anti. Seguendo un po' i criteri descrittivi di un fondo archivistico, ho diviso l'intervento secondo appunto le indicazioni classiche, la storia archivistica, risparmio evidentemente la storia del soggetto produttore perché è oggetto di questo convegno, Carlo Anti, e anche dell'ente conservatore, insomma la storia dell'Istituto Veneto potrà essere oggetto di altre riflessioni in altri momenti. A metà degli anni 90 il professor Luigi Polacco scrive alla presidenza dell'Istituto Veneto la sua intenzione di lasciare le carte in suo possesso del suo maestro e anche, anche le sue carte della sua attività scientifica. Scrive il professor Polacco: il compianto maestro Carlo Anti, qualche anno prima di morire, divise il suo archivio in 3 parti. Una di cose personali, doveva restare in famiglia, una seconda, presumo, di cose riguardanti Padova e la sua università, fu consegnato al dottor Alessandro Prosdocimi, allora direttore dei Musei Civici di Padova, una terza, scientifica e didattica, fu personalmente affidata a me. La parte a me affidata, una ventina di contenitori rigidi, è custodita nella mia casa di Venezia come parte del mio archivio personale, un po' per ragioni di spazio, un po' per evitare dispersioni. Il giorno che anch'io venissi a mancare, sarei d'avviso di trasmetterla fin d'ora a codesto istituto. Seguono abboccamenti e accordi, si giunge appunto a concordare il trasferimento di di queste scatole d'archivio e per un lungo periodo, diciamo, il fondo archivistico denominato antipolacco giacque all'Istituto Veneto piuttosto languidamente, senza che nessuno se ne interessasse. Era considerato, mi è piaciuto molto l'intervento del professor Bonetto di ieri sui teatri, perché era considerato un fondo archivistico relativo a teatri greci, ma in maniera un po' confusa e anche in maniera anche un po' con supponenza. Ecco. Tra l'altro racconto un aneddoto, venne la dottoressa Mastelloni, direttrice del Parco Archeologico di Siracusa, convinta di trovare materiale interessante, e le facemmo vedere l'elenco delle tesi di laurea presenti. Non ce n'era una relativa a Siracusa perché erano tutte tesi di laurea di area invece veneta, e io personalmente feci una figura tapina, ecco, in quell'occasione lì, perché contrariamente a quanto andavamo dicendo dimostravamo di non sapere che cosa avevamo in mano. E lei tornò a casa senza nulla in mano. Un primo intervento nel 2004 fu fatto dal compianto Marcello Brusegan, un bibliotecario della Marciana, che fece un primo censimento sulle carte, ma ancora con la sensazione che tutto sommato non ci fosse niente di particolarmente rilevante e significativo. In quegli anni l'istituto era impegnato nel riordino delle carte del fondo Luigi Luzzatti, 400 buste d'archivio dello statista veneziano che fu più volte ministro, presidente del Consiglio dei Ministri negli anni 10 e 11, quindi la sensazione era che la storia d'Italia passasse attraverso quel fondo d'archivio, non gli altri fondi di persona che l'istituto possedeva e possiede ancora. Fu nel 2011 che la professoressa Zanovello, tramite la professoressa Favaretto, venne all'istituto a proporre una convenzione per mettere un po' le mani su questo fondo d'archivio e capire, riordinarlo e capire se c'era materiale interessante, materiale che potesse intrecciarsi con quello appunto presente all'università, al Museo Archeologico, all'università, al Dipartimento di Padova. Fu stipulata una convenzione nel 2011 e venne creato un gruppo di lavoro
composto dalla professoressa Zanovello, dalla dottoressa Menegazzi e dalla allora dottoranda Giulia Deotto, che poi che all'epoca avviava il suo lavoro, che si è poi concluso dal punto di vista istituzionale, ma che continua, e che è quella a cui poi io personalmente devo buona parte delle conoscenze a questo punto del fondo ANTI presente all'Istituto Veneto. Fu infatti con Giulia che iniziarono le prime sorprese, aprendo le prime scatole chiaramente originali perché sia per la forma ma anche per la presenza dei timbri e sigilli dell'Università di Padova, e avevamo davvero la sensazione di cominciare a fare i conti con la storia. Con la storia quella anche con la S maiuscola, non solo con la storia di Carlo Anti. Fu in particolare quando aprimmo una busta ed emerse il diploma della Croce di Ferro data dal Reich di Adolf Hitler a Carlo Anti nel 1942. Quello fu davvero un momento in cui l'emozione fu forte, cioè avevamo a che fare con un signor fondo d'archivio, dove era possibile trovare di tutto, al di là di quello che si andava a cercare, che era materiale specifico sull'attività di Carlo Anti in Egitto, ma c'era dell'altro, c'era materiale per la storia e la storia d'Italia. Ma Carlo Anti, il suo albanese ieri e anche il professor Del Negro, è inutile soffermarsi. Le sorprese non furono solo di questo carattere, ce ne fu un'altra altrettanto direi emozionante, fu aprire la lettera di Antonello, amico di Carlo Anti, che lo ringraziava per il suo interessamento circa il concorso alla scuola di magistero della figlia, la quale poi in omaggio le mandava una stella alpina raccolta quell'estate in montagna. Ecco, la stella alpina è ancora lì, è dentro la lettera di Antonello che ringrazia Carlo Anti, e trovare anche questo aspetto intimo, diciamo familiare della persona fu altrettanto, ripeto, emozionante. Cioè, non è un fondo d'archivio arido, è un fondo d'archivio umanamente, scientificamente ricco. Una premessa ancora prima di entrare nella descrizione del contenuto è data da questo particolare. Ho preso il fascicolo, un piccolo fascicolo relativo alla vita accademica dell'Istituto Veneto, perché segnala il dettaglio che molto probabilmente Carlo Anti il suo fondo archivistico alla fine della guerra lo ha rivisto e verosimilmente ha anche selezionato. Quindi rimane il dubbio che qualcosa non ci sia, ma quello che c'è è molto e non nasconde niente della complessità di Carlo Anti, ma archivisticamente va registrato, ecco, che c'è questo riordino personale fatto da lui. Siamo in una fase ancora di work in progress, stiamo riordinando il materiale, quindi non siamo ancora in grado di dare un quadro completo e dettagliato della consistenza della struttura del fondo. Partiamo da quello che abbiamo trovato. Allora, nelle scatole appunto originali dell'Università di Padova e contrassegnate da un numero verosimilmente di Carlo Anti da 1 a 5, c'è materiale soprattutto di carattere personale, familiare, anche documentazione ottocentesca, una lettera degli anni 60 dell'Ottocento della famiglia Vinciguerra, materiale sulla carriera universitaria, incarichi di collaborazione, riconoscimenti, uno lo abbiamo visto, ma ce ne sono molti altri anche da Pontificia Accademia che è esposto in bacheca nella sala del caffè. Il materiale relativo al Museo Archeologico di Venezia illustrato dalla professoressa Favaretto ieri, altro materiale sparso sull'attività scientifica come il manoscritto, il manuale dei prolegomeni allo studio dell'archeologia. Successivamente c'è il materiale, le scatole contrassegnate da numerazione da 6 a 9, gli scavi di Teptunis, le 5 scatole seguenti hanno materiale relativo all'architettura antica, al collezionismo,
conferenze di storia antica e politica estremamente interessanti, le conferenze di carattere politico che ho avuto modo di segnalare sia al professor Del Negro che a Giulia Albanese. Le ultime scatole sono corrispondenza, i fascicoli sono complessivamente ordinati ma da rivedere e divisi in ordine alfabetico per corrispondenti. Alcune buste contengono invece corrispondenza di carattere tematico, penso per esempio alle cartoline che riceveva dai allievi, studenti, per gli auguri di Natale, per gli auguri di San Carlo, dal fronte, eccetera. L'ultima scatola che fa da trade union tra quelli che a questo punto sono diventati due nuclei di due fondi archivistici separati, il fondo Carlo Anti e il fondo Luigi Polacco, è la scatola post mortem dove ci sono materiali relativi appunto ai funerali e alla borsa di studio intitolata La memoria, in cui il ruolo di Luigi Polacco è significativo. L'istituto ha avviato un progetto di riordino e di inventariazione informatizzata del fondo archivistico, unitamente appunto al fondo di Luigi Luzzatti, che è già disponibile in una piattaforma e in questo momento sta transitando verso questa nuova piattaforma informatica che si chiama Archiwi, che è un software open source di cui l'istituto si è ultimamente dotato. Lo descrivo solo brevemente, insomma è un software che consente di informatizzare un inventario seguendo i criteri standard nazionali e internazionali, i criteri descrittivi, le schede che appunto loro conoscono meglio di me. A me è sufficiente vedere il tracciato della scheda fotografica, la famosa scheda F, per dare l'idea di quante campi ci sono da riempire per descrivere i documenti. Questo software li rispetta in maniera per fortuna semplificata e consente quindi di poter descrivere, consentirà ecco, nel breve immediato di poter descrivere il fondo archivistico e di poterlo soprattutto mettere a disposizione online, l'inventario degli studiosi. Il risultato alla fine sarà grosso modo questo. Qui parlo un po' a suocera perché nuora in tenda, nel senso che questo sarà quello che l'Istituto Veneto presto mostrerà e quindi non lo sa neanche ancora l'Istituto, ma sarà questo il risultato. L'home page sarà questa, sarà possibile poi entrare attraverso percorsi tematici all'interno dei vari fondi di persona che l'Istituto possiede. Luzzatti già citato quello di Carlo Anti, ma quello di Polacco, di Vittorio Lazzarini, Giorgio Dal Piaz ed altri. Entrando dentro al fondo di persona sarà possibile navigare, esplorare il fondo con le singole schede. Poi sarà proprio possibile esplorare il fondo nella sua struttura ad albero, ma creare un percorso, diciamo così, anche più di impatto visivo, più scenico. La problematica principale riguarda il riordino, cioè mettere le mani fisiche, riordinare fisicamente l'archivio, il fondo archivistico o lasciare così come sono le carte, certo sostituendo le scatole ormai danneggiate e oltre che compromesse, compromettenti il materiale documentario perché soggetti all'usura del tempo, o lasciarle appunto e riordinarle solo virtualmente grazie alla base dati, oppure anche cercare di riordinarle anche fisicamente. Supereremo questa problematica in un modo o nell'altro, e l'albero possibile che si pensa di costruire per la descrizione sarà appunto quella di una prima sezione sostanzialmente biografica, il curriculum vitae studiorum, una seconda sezione della corrispondenza, la terza relativa all'attività scientifica, l'insegnamento, le campagne di scavo che sono i nuclei principali presenti nel fondo, l'attività istituzionale che riguarda soprattutto il suo ruolo di direttore. Quasi nulla c'è della direzione generale del Ministero durante la Repubblica Sociale. Questo lo dico perché purtroppo sarebbe stato molto bello avere anche questo tipo di documentazione, ma ahimè agli anni 44-45 non c'è davvero quasi niente.
e poi una sezione miscellanea dove raccogliere tutto ciò che evidentemente qui dentro non ci sta. Io sono il curatore anomalo di archivi di persona all'Istituto Veneto, perché poi quando apro le buste e le scatole d'archivio mi dimentico esattamente dei principi dell'archivistica e mi perdo tra le carte e mi distraggo molto. Quindi adesso vi propongo una breve carrellata di quelle che ad esempio sono le potenzialità dal punto di vista iconografico di questo archivio per chi intendesse fare ricerche al di là di quelle archeologiche su cui poi chi lo ha già potuto vedere come Giulia vi racconterà meglio, perché trovo che siano cose straordinarie. Penso ad esempio appunto alle già accennate cartoline che Anti riceveva dal fronte dai suoi allievi. Sono straordinarie dal punto di vista iconografico. Questa da sola è diciamo, già di per sé evocativa di molti aspetti. Ne abbiamo anche trovato ad esempio questa, che richiama appunto il collegamento ideologico tra l'impero italiano del 36 e la sconfitta di Adua del 96, ma ciò che interessa sono le cose che sono scritte. Qui abbiamo i goliardi ed arditi patavini alla vigilia dell'agognato cimento. Ecco, qui per dire come la letteratura possa prestarsi anche a studi, a un esame in maniera seriale, perché le cartoline sono davvero che sono conservate in archivio. Questa vita è bellissima e siamo ad Asmara e evidentemente la cartolina fa capire di che vita si tratta, che però è considerata bellissima. Molti nemici, molto onore, è già stato ricordato come motto ieri da Giulia. Possenti alla là, mi sembra che sia anche questo da tutti i padovani, mi sembra estremamente interessante, ma non vorrei dare l'impressione che questo sia il tema, come dire, monodico del fondo d'archivio. C'è molto altro. C'è questa cartolina con la quale chiudo, questa è la marmolada d'inverno, e la mandano a Carlo Anti i suoi studenti patavini, fondisti dell'Ateneo Patavino in allenamento senza nostalgia delle iniezioni. Ecco, mi sembra che sia bellissima questa testimonianza di un evidente affetto di studenti per un insegnante che al di là delle considerazioni che si possono avere, ma che non lasciava indifferenti ecco, i suoi allievi. Grazie.